Forte vento, alberi caduti, fulmini e blackout. È stata una perturbazione breve ma decisamente intensa quella che si è abbattuta sul Friuli in mattinata. Una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco sul territorio provinciale. A Udine un grosso ramo è finito su una vettura parcheggiata in via Diaz. Fortunatamente il conducente non era in auto. Altri interventi per alberi pericolanti segnalati in città ma anche nell'Interland. Ancora colpito il Medio Friuli, a Basaglia Penta i vigili del fuoco hanno risistemato la copertura di un tetto scoperchiato nell'ultima perturbazione lo scorso 23 giugno. Danni e interventi per piante cadute anche all'Estizza, Talmassons, Sedegliano e La Tisana, dove sono caduti 7 alberi. È trattato di un vento fortissimo che è durato meno di un quarto d'ora. Abbiamo avuto alcuni danni, sono schiantati un 5-6 alberi di una certa dimensione, un paio in capoluogo, e uno nella frazione di Paludo, uno nella frazione di Latisanotta, e a Pertegada, dove si tiene il mercato del venerdì, c'è stato un momento un po' di preoccupazione. Abbiamo immediatamente inviato una pattuglia di polizia locale a preparare un intervento eventuale della protezione civile, che però non è stato necessario in quanto c'è stato un po' di scompiglio, ma poi tutto è rientrato nell'arco di mezz'ora. Blackout in vari comuni, da Gonarsa a Codroipo, dove un fulmine ha incendiato una centralina a pochi passi da un distributore di benzina. Quella è la centralina dove ci rifornisce la corrente, ovviamente. E alle 9 più o meno, adesso l'orario perfetto non ce l'ho, un fulmine ha colpito proprio questa centralina e ha cominciato a prendere fuoco e mi sono preoccupato. Immediatamente ho chiamato il 112. Tempestivamente sono intervenuti i vigili del fuoco da Udine. In quel momento lì, insomma, vedere queste fiamme alte di un metro e mezzo, insomma, non è tanto diciamo rassicurante, ecco. La pioggia di queste ore ha in parte favorito lo spegnimento di alcuni incendi boschivi attivi sul territorio. Dal pomeriggio è tornato il sole, ma non è finita. È ancora allerta gialla per tutta la giornata di sabato 18 luglio, con temporali che potranno essere ancora forti su tutto il territorio.